Allora, nell'antichità chiaramente era fonte di guadagno, quindi era una base dell'economia povera delle zone, è andata avanti per parecchi anni e diciamo che molte famiglie su queste calcare ci hanno campato. Per quanto riguarda la modernità, per noi questo qui è un ricordare quelle persone, anche perché quelle persone è roba nostra, sono le nostre persone, sono i nostri uomini e le nostre donne, perché noi parliamo del lavoro pesante che è stato fatto in questo, però anche le signore, le donne di quel tempo, dovete pensare che dovevano accudire alla famiglia e dovevano anche ovviamente preoccuparsi di quegli uomini che governavano la calchera, quindi era un lavoro pesante anche per loro. Poi tante donne, comunque, anche loro, specialmente per la raccolta della legna, erano sui boschi anche loro come i maschi, quindi è una cosa per noi che ricordare un qualcuno che abbiamo anche conosciuto, che non c'è più e che ci ha lasciato un qualche cosa sul quale poi noi siamo andati avanti. Quindi è impossibile prescindere anche da questi ricordi. La storia è importante perché ci dice perché oggi noi siamo così perché i nostri ci hanno portato a essere così e noi andiamo avanti.